Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io compro siciliano live, il nostro quotidiano appuntamento delle 12 per tenervi compagnia dal lunedì al sabato, anche se poi in realtà questa sarà una settimana particolare perché proprio in questa settimana vivremo il Ferragosto e quindi io trasmetterò sino al giorno 12 e poi ci fermeremo solamente per qualche giorno e riprenderemo dritti dai primi di settembre con tante novità, appuntamenti ufficiali. Già il mitico Francesco Caravello con Aperitivo Social ha salutato per questo piccolo periodo di vacanza sabato nel suo live di Aperitivo Social delle 18 e ci rivedremo con Francesco i primi di settembre e lo stesso vale per me. Sentite, penso, anche il suono delle campane, sentite un po', non so se riesce ad entrare direttamente nel live e arrivare fino a voi, perché io compro siciliano, continuo a viaggiare. Ieri sera eravamo a Castelbuono, nella meravigliosa cornice del chiostro di San Francesco per un evento dedicato alla moda, alla poesia e oggi siamo proprio nella piazza di Piazza Armerina. E beh, un'altra meravigliosa città della Sicilia che rappresenta grandi eccellenze per tutto quello che riguarda il territorio, per tutto quello che riguarda i prodotti. Stiamo trasmettendo questo live proprio dalla piazza perché ci sono tante belle cose che scoprirete in questi giorni proprio nei nostri post e nelle nostre dirette che continueranno per eventi. Iniziamo con il nostro grazie, grazie 250.649 volte grazie. Proprio settimana scorsa abbiamo superato insieme a voi, abbiamo raggiunto questo primo grande traguardo che è quello dei 250.000 amici, come dico io. Abbiamo raggiunto questo traguardo con grande slancio, con grande forza, con grande passione, condividendo in maniera forte con tutti voi, con tutti gli amici che hanno partecipato ai nostri live, con chi ci sostiene, sia dalla Sicilia ma anche dall'estero. Abbiamo veramente una grande forza che è legata ad ognuno di voi. A proposito di questo primo traguardo dei 250.000 amici, sapete, ne avevamo parlato proprio durante i live anche con Francesco, giorno 12, avremmo avuto il piacere di festeggiare con una festa, naturalmente sempre in sicurezza, però delle nuove disposizioni, sapete, regionali e nazionali ci costringono a, per questo evento decidere di spostarlo un po' più avanti per quelle che sono un po' le norme legate proprio alla sicurezza. Avremo modo però, e questa ve lo dico come certezza, ci saranno dei live che studieremo appositamente per far festa insieme a voi, insieme a quelli che sono stati gli ospiti che hanno dato grande valore al progetto di Io Compro Siciliano e quindi lo faremo non lasciandovi per queste giornate di festa, ma ancora per essere insieme a voi. Insieme e la parola, dico io, è la parola d'ordine, perché insieme si può, insieme si arriva. Identità, qualità, provenienza, le tre parole fondamentali di questo progetto, di questa idea che è diventato un concetto e che poi è diventato un lifestyle. Vi dicevo, oggi trasmetteremo questo live da Piazza Armerina, siamo qui, siamo proprio nel cuore, siamo in questa struttura che è una casa un po' degli artisti ed è proprio Atelier d'autore. Atelier d'autore è un posto molto particolare, molto magico, sarebbe, io sono proprio sul terrazzo che si affaccia sulla piazza ed è una casa degli artisti con scorci bellissimi dedicati ad autori contemporanei legati all'arte, insomma una vera e propria galleria. Proprio in questo palazzo, tra l'altro, il 22 ottobre del 1930 nasceva Boris Giuliano. Boris Giuliano che è ed è stato un grande paladino della giustizia
e noi vogliamo portare avanti sempre quelli che sono i grandi valori dedicati alla nostra gente. Bene, da suite d'autore, signori, siamo pronti per iniziare questa nuova puntata. Da Piazza Armerina ci sposteremo naturalmente sempre viaggiando attraverso le emozioni, attraverso le storie delle grandi eccellenze siciliane, andremo dritti nel territorio di Messina ed esattamente oggi incontreremo Nino Bebba. Nino Bebba racconterà a noi da San Filippo Superiore quella che è la storia dell'Ecomuseo del Grano, in quel territorio dove vivono ancora i mulini ad acqua. Signori, siamo felici di avere con noi da San Filippo Superiore Nino Bebba. Ed ecco qui, buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Noi siamo veramente molto felici di averla, Nino, perché lei, già io ho avuto modo di scambiare qualche parola, mi ha veramente colpito ed entusiasmato, come sempre, quello che è il racconto di questa storia legata principalmente al territorio. E poi racconteremo veramente tanto, perché partiremo dal territorio per parlare poi dei suoi prodotti, per la valorizzazione, per i percorsi della tradizione che poi si innova attraverso nuovi processi, nuovi modi di vedere, proprio la rivalutazione del territorio stesso. Bene, ma partiamo un attimino dalla storia. Io dicevo poc'anzi, andiamo a San Filippo Superiore, là dove vivono ancora i mulini di acqua. Vediamo un attimino, sentiamo la storia. La storia di questi mulini inizia mille anni fa, però purtroppo l'evoluzione veloce, il progresso molto veloce ha fatto sì che venissero spenti, diciamo, venisse oscurato un po' questa storia, presi dal modernismo, da tutto quello che erano il nuovo modo di vivere, quindi tutto questo è stato assolutamente trascurato e oscurato. Per cui io e un gruppo di amici, devo dire, moltissimi anni fa, avevamo iniziato questo percorso di recuperare quella che è la memoria di un territorio. A Messina c'erano 48 casali, erano i villaggi che facevano da corona alla città, e uno di questi 48 casali era San Filippo Superiore. E quel San Filippo Superiore nasce diciamo, per essere stato fondato circa 1000 anni fa dai monaci basiliani. C'era un territorio collinare che, grazie alla presenza di questi monaci, è diventato villaggio, in quanto la gente del territorio, stimolata da questi monaci che hanno capito le potenzialità del territorio, hanno incominciato a costruire i mulini. Per esempio, questi mulini che sono stati costruiti grazie alla portata costante d'acqua, cioè il nostro è un territorio ricco d'acqua, e quindi questi mulini, che a memoria d'uomo erano una quarantina, praticamente usufruivano e utilizzavano l'acqua 24 ore al giorno, per 360 giorni l'anno. Quindi era una vera industria molitoria. Tutto questo grano veniva portato, perché il nostro territorio non è un territorio vocato al grano, è un territorio collinare dove ci sono i terrazzamenti, quindi il grano che veniva prodotto nel territorio era un grano per autoconsumo. Poi i 40 mulini potevano lavorare grazie al grano che veniva trasportato dai tir del tempo, che erano i carrettieri, dalla zona di Catania, Piazza Armerina e così via. Per cui questo grano, quindi pensate, questa andare e viene lungo la valle di questi carretti, di questi bordonari, cioè delle carovane di asini e di muli che salivano e scendevano, portavano il grano, riportavano la farina che dopo veniva venduta in città. Quindi questa era la parte, diciamo, quello che riguarda i mulini. Poi c'è tanto, Nino, lei mi raccontava, ci siamo appunto già sentiti, mi raccontava delle cose molto belle che mi piacerebbe anche qui che lei condividesse con gli amici
Io compro siciliano, perché questa è proprio la storia legata al territorio. Poi lei mi diceva, naturalmente qui si innesca poi quello che è il racconto dedicato all'agricoltura, alla pastorizia, e qui si comincia anche un'altra parte della storia che è importante restituire ai nostri amici di Io compro siciliano. Mm. Sì, praticamente io ho avuto la fortuna di vivere praticamente prima del boom economico degli anni 70, di vivere tutte quelle erano i vari cicli di lavoro che si svolgono nel territorio, dal punto di vista pastorale, agricolo e artigianale. Per cui ho avuto modo di conoscere appunto gli artigiani, gli agricoltori, i pastori, i musicisti, perché nel nostro territorio era molto attiva, erano molto attivi i suonatori di musica popolare, dagli Zampognari e ad altri. Per cui praticamente abbiamo avuto appunto, come dicevo, con questi miei amici molti anni fa, modo di intervistare tutte queste persone e di recuperare i modi di lavoro, filmandoli e quindi conservando un archivio della memoria che abbiamo nel Museo del Grano, e filmando questi modi di lavoro. Per cui, che ne so, per quanto riguarda appunto la pastorizia, l'agricoltura, e addirittura il bago da seta che veniva allevato nel nostro territorio e dava un ottimo contributo per l'economia locale. Tant'è che oltre ai famosi 40 mulini ad acqua c'era addirittura un mulino della seta cosiddetto, cioè praticamente un mulino che era un avvolgitoio che praticamente non faceva altro che preparare la seta grezza che dopo veniva portato nelle filande. Quindi per dirvi che noi tutte queste cose le abbiamo recuperate, le abbiamo testate, le abbiamo provate e le abbiamo rimesse in moto, cercando di trasformare questa, diciamo, oltre ad aver recuperato la cultura, abbiamo cercato di recuperare in chiave moderna per dare il modo ai nostri giovani di rimanere nel nostro territorio, cioè cercare di dare questa opportunità. Chiaramente in quest'ultima fase non ci siamo fermati soltanto, voglio dire, io e questo gruppo di amici, ma abbiamo fatto sì che si creasse una rete dove abbiamo coinvolto associazioni, associazioni di promozione sociale, culturale, eccetera, eccetera, e tutte queste realtà hanno come capofila una cooperativa di comunità che è stata costituita di recente, che si chiama Casali Peloritani e cerca di contribuire e collaborare con l'ente locale che non riesce da sola a recuperare questi nostri villaggi che stanno diventando villaggi fantasma, sono quasi completamente abbandonati, sono un territorio dormitorio, ma che ha delle ottime potenzialità e che può permettere ai giovani di rimanere nel territorio e incominciare a pensare Certo. di fermarsi e di costituire il corso. Nino, io la fermo soltanto un attimo perché ci sono tanti saluti che stanno arrivando sul nostro live durante questa nostra trasmissione, quindi mi piacerebbe salutare i nostri amici, il saluto naturalmente anche a tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso i nostri video party, ma leggiamo i messaggi che sono proprio in diretta. Abbiamo buongiorno stupenda Katiuska, il rosso ti va a ravvivare, grazie Ida. Beh, allora Nino, sai, in questo nostro progetto di Io compro siciliano, come dicevo proprio ad apertura della nostra trasmissione, ci sono tanti amici che hanno sposato con grande fervore, dico io, questo progetto di promozione della nostra terra e lo fanno dimostrando la loro generosità, il loro contributo forte a portare avanti con noi questa identità siciliana. Ida Stagnetta è proprio una di queste. Ida è una siciliana originaria tra l'altro di Piazza Armadina e lei vive in Belgio e per noi abbiamo avuto tra l'altro proprio l'altro giorno la possibilità di seguirla in diretta con Francesco, quindi Ida grazie davvero per tutto quello che fai ed è veramente molto importante promuovere anche quando non si è qui la propria terra, la propria storia. Abbiamo Nello Elmo,
buongiorno da Nocera Interiore. Ciao Nello, grazie per essere in collegamento con noi. Abbiamo Chiara Seidita, buongiorno, io compro siciliano, sempre presente, sempre vincenti. Ciao cara Chiara. Abbiamo Paolo Settineti, complimenti Nino Bebba, quindi ci sono dei complimenti che arrivano per lei, Nino. C'è Ida Stagnetta che scrive: buongiorno al signor Nino Bebba, ospite di grande qualità, custode della memoria della nostra terra. Quindi questo è un complimento per lei, Nino. C'è il faraone Palermo che dice: buongiorno carissima Biddazzo e sempre affascinante Katiuska, buongiorno anche a Nino Bebba e a tutto il mondo di Io Compro Siciliano. Salute a te caro amico, noi siamo sempre felici quando tu scrivi e interagisci con noi durante i live. Un bacio grande al faraone Palermo. Ida Stagnetta, chiazza bedda dume cori, dice, perché Ida è proprio originaria di Piazza Armerina. Buongiorno a te faraone. Il nostro custode della memoria di piazza chiama Dudu Girasole. Il buongiorno anche a te, carissima Ida. Insomma, ormai anche i nostri amici che scrivono durante i nostri live tra di loro condividono questi bei momenti, dico io, diventano momenti importanti di condivisione. Nino, lei parlava, poc'anzi mi diceva, innanzitutto parlava un po' di quella che riguarda anche la storia, perché poi è tutta una rete forte, perché quando si parla del territorio, della promozione del territorio, si parla della promozione della propria cultura, della propria storia, della propria arte, delle aziende, dei prodotti, degli artisti che spesso tra l'altro intervengono anche nei nostri live, noi li salutiamo tutti. E anche qui lei per esempio poc'anzi citava poi quello che è il ruolo dei musicisti, dei cantastorie, di coloro che raccontano e tramandano anche loro la cultura musicale siciliana, ma anche racconti. Tra l'altro c'è proprio nel territorio, c'è il cammino al santuario di Dinnammare, che è un bellissimo percorso spirituale che viene fatto proprio lì nel territorio vostro, e anche questa è una cosa molto bella. E poi ci sono le cascate, perché io adesso vorrei un po' fare un viaggio virtuale con lei, Nino, perché ci sono proprio dei veri e propri percorsi che voi avete pensato e lei me ne ha fatto già vivere attraverso il racconto, quando ci siamo proprio sentiti, questa emozione. Vogliamo fare questo cammino? Lei mi diceva, per noi è importante portare gli ospiti a vedere proprio quello che è il nostro racconto. Allora, i visitatori che vengono a trovarci possono scegliere che cammino fare, perché chiaramente sono cammini di diverse ore. Per cui quello che diceva lei prima, il Sentiero Via Marie, che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Azienda Foreste Demaniali e con l'Arcidiocesi, è praticamente stato un modo per cercare di rivalorizzare, recuperare gli antichi sentieri che portavano al Monte Santo Messinese, che è il Monte di Dinnammare. Praticamente il 4 agosto i devoti, gli abitanti delle varie vallate, attraverso un loro sentiero salivano a Dinnammare per incontrare la nostra madre Maria Santissima, per cui praticamente questi sentieri erano stati, alcuni erano scomparsi completamente. E noi con il nostro impegno, con il nostro lavoro, siamo riusciti a partire da San Filippo realizzando il primo sentiero. Un sentiero che è stato arricchito con delle edicole votive, con delle icone bizantine molto interessanti, realizzato un'iconografa molto famosa anche a livello internazionale, la signora Lia Caldiolo, e praticamente e dopo il nostro sentiero ne abbiamo fatto altri da altri villaggi, quindi stiamo lavorando a una rete per cercare un attimino di recuperare questi nostri sentieri. Dopo l'altro sentiero, in fondo noi stiamo cercando, ecco per capirci, stiamo cercando di realizzare un sentiero etnografico del territorio, cioè praticamente dove in questa vallata che anticamente veniva chiamata Valle Longa, ci si portava un pochettino, se si voleva andare a Dinnammare, se si voleva andare a vedere la cascata con i 40 mulini o altri itinerari, c'era la possibilità di poterlo fare, per cui l'altro itinerario molto interessante ci porta alla cascata,
però attraversando, cioè prima di arrivare alla cascata, si ha la possibilità di vedere i ruderi di moltissimi di questi 40 mulini che sono stati, che esistono ancora. Qualcuno è stato in parte recuperato, almeno come diciamo chiuso, ecco, la possibilità di visitarlo, altri ci sono solo i ruderi, ma sono sempre molto interessanti. Un'altra cosa molto interessante è che avendo questa portata costante d'acqua, il nostro territorio, ed era molto ricca d'acqua, addirittura fino all'800 da San Filippo è partito un acquedotto che per chilometri, camminato per chilometri ed è arrivato fino al centro della città di Messina. Cioè praticamente per dire che ci sono tutte queste realtà che potrebbero essere delle ottime occasioni per valorizzare il territorio e permettere ai nostri giovani di rimanerci. Il Museo del Grano vero e proprio è stato realizzato da me quando, cioè concretizzato più che realizzato, perché nell'arco degli anni avevo raccolto la memoria, gli oggetti, tutto quanto, e quando sono andato in pensione, visto che purtroppo noi non siamo supportati, diciamo, ma un po' per carenze nostre, per carità, ma dagli enti locali, in modo, dico, voglio dire, costante, in qualche modo, voglio dire, ecco, fattivo e concreto, allora ho pensato che l'unico modo per poter vedere questo benedetto Museo. museo era quello di metterci la mia buonuscita. Infatti, buona parte della mia buonuscita ci ha permesso di realizzare questo mulino. E devo dire un'altra cosa, che per anni abbiamo cercato, e questa è voglio dire, è una cosa che mi dispiace, ma che praticamente noi avevamo un mulino del 500 con tutto il meccanismo già vincolato dalla sovrintendenza, che praticamente doveva essere restaurato in collaborazione con le amministrazioni locali, eccetera, eccetera, e non è stato possibile ed è un grosso peccato, perché questo qua avrebbe dato la possibilità di avere una struttura molto interessante che poteva portare beneficio al territorio. Voi capite bene, cari amici di Io Compro Siciliano, che quando Nino Bebba racconta questa storia, la racconta più che con passione, perché fare anche scelte come quelle che lui adesso ci stava condividendo, che è quello proprio di fare un investimento assolutamente personale, no? Decidendo anche poi di togliere alla propria famiglia per fare un investimento che diventa, quando noi parliamo di stile di vita, quando noi parliamo di identità. E vede, Nino, io dico sempre che quando ci sono dei giovani che hanno dietro dei bei valori, che hanno delle belle teste, che hanno una bella preparazione, sicuramente dietro ci sono delle buone famiglie, cioè dove l'educazione è stata veramente forte e radicata. Noi abbiamo avuto modo di intervistare proprio qualche giorno fa, abbiamo fatto un collegamento da Bruxelles dove abbiamo intervistato un giovane di grandissimo talento, un grande professionista che ha girato il mondo, lui è un grande conoscitore di quella che è proprio l'integrazione nelle aziende. Questo giovane si chiama Antonino Bebba ed è proprio il suo figliolo. E quindi capiamo adesso, quando facciamo queste interviste, e viene fuori veramente quello spirito forte di grande educazione, rigore, forza, dietro ci sono belle famiglie, belle facce, belle storie da raccontare come quella che lei Nino oggi sta facendo con noi. Quindi grazie, grazie davvero. Ci Grazie a sta voi. rendendo veramente felici ed orgogliosi. Ma torniamo ancora a c'è un messaggio di Damiano Chiaramonte, metto gli occhiali e leggo. Buongiorno Katiuska, a te e al tuo gradito ospite. Il casale di San Basilio Superiore dei 40 Mulini è uno dei luoghi censito dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, ed è possibile votare questo sito tra quelli da non dimenticare
e da tutelare. Allora facciamolo, perché noi vogliamo assolutamente parlare della nostra storia. C'è ancora questo messaggio di Stefania Caccamo che dice: complimenti a Nino Bebba per la passione, tanta identità che proviene dalle nostre tradizioni di qualità che si trasforma in innovazione di prodotti a chilometro zero, che sono la filosofia di Io Compro Siciliano. Perché vede Nino, poi Io Compro Siciliano vuole essere un po' quello che lei fino adesso ha detto, che è quello di promuovere tutto quello che riguarda l'eccellenza, partendo proprio da quella che poi è la storia e la cultura, e da lì si sviluppa tutto, perché diciamo spesso, e questo lo diciamo, anzi colgo l'occasione per ringraziare i 3 fondatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgiani, Davide Morici e Francesco Caravello, perché loro partono e dicono sempre spesso: è importante investire in cultura, perché è da lì che poi si promuove un po' tutto quello che riguarda l'aspetto della nostra Sicilia, della nostra sicilianità. Ci sono ancora dei messaggi che vorrei leggere. Allora, c'è Mimma Cucinotta che dice: buongiorno e complimenti a Nino Bebba. Ancora Mimma Spallina: buongiorno a tutti voi. Ciao cara Mimma. Mimma è un'artigiana, lei realizza queste bellissime opere. Oggi giusto ne ho una, la porto indosso, e sono degli orecchini realizzati con l'antico ricamo del chiacchierino. E quindi, come vedete, continuiamo a parlare di tradizione. Ciao cara Mimma. Angelo Quarta dice: ho avuto modo di visitare il museo e lo ritengo una perla del territorio siciliano. Complimenti per la passione del dottor Nino Bebba. Ancora Damiano appunto scriveva poc'anzi, Giuseppe Magazzù: grazie Nino per il tuo impegno volto a valorizzare il nostro territorio e la nostra cultura millenaria. Ancora abbiamo lo chef Giovanni Lorenzo Montemaggiore: ciao caro chef, grazie sempre Enzo Morici, e ancora tutti i saluti agli amici che stanno seguendo la nostra diretta. Siamo quasi alle ultime battute, Nino. Mi piacerebbe ancora che lei, abbiamo parlato un po' di tutti gli aspetti, ma parliamo di prodotti. Voi avete abbinato alla tradizione l'innovazione, e mi piacerebbe parlare dei prodotti e della lavorazione proprio con lei, Nino. Allora, quello che noi abbiamo recuperato, ecco, due prodotti in modo particolare. Uno è il miele, praticamente partendo sempre dalla tradizione, così come venivano allevate le api nel nostro territorio, ci siamo dati all'apicoltura razionale, e abbiamo già diversi aviari che stiamo conducendo, e col prossimo anno andremo in produzione reale. Un'altra cosa che stiamo facendo, visto che le api sono molto in sofferenza e che, come facevano dire a Einstein, non so se è vero o meno, finite le api, praticamente l'uomo avrà 3-4 anni da vivere sulla Terra. Al di là di quello che diceva Einstein, di reale c'è il fatto che moltissime specie di api sono scomparse dal nostro territorio. L'ape mellifera resiste. Noi abbiamo la fortuna di avere in Sicilia l'ape sicula, che è un'ape nera particolare che resiste alle alte temperature addirittura, ed è molto attiva, docile, e che stiamo cercando di aiutare, contribuire a recuperarla e a farla andare avanti. Chiaramente, per fare tutto questo abbiamo chiesto aiuto alle persone, collaborazioni, facendo un progetto che si intitola Adotto Narnia, cioè praticamente dove non chiediamo niente gratuitamente, ma chiedevamo soltanto che ci venisse anticipato l'acquisto da parte delle associazioni, dei gruppi, l'acquisto di un paio di chili di miele, che noi avremmo dato a stagione, ma che ci avrebbe permesso, visto che noi abbiamo dei capitali importanti da investire, ci avrebbe permesso di acquistare delle arnie, e quindi far aumentare il nostro capitale di animali in questo senso. Mentre per quanto riguarda il grano, abbiamo recuperato i grani antichi locali che venivano coltivati nel nostro territorio. Li abbiamo coltivati, testati, facciamo ogni anno sia la semina che la raccolta del grano in modo tradizionale, così come la battitura, la spagliatura e quindi anche la molitura, ma per scopi culturali,
però questo nostro grano l'abbiamo dato a delle aziende locali che praticamente ce lo coltivano in modo tradizionale e pulito, cioè senza l'uso di anticrittogrammici, eccetera, eccetera. Quindi siamo pronti per poter, grazie a questa rete che stiamo realizzando, siamo pronti ad entrare nella fase di commercializzazione. Purtroppo il Covid ha bloccato un pochino pure noi, però è stato anche un momento di meditazione, di riflessione e soprattutto di presa di coscienza. Nino, c'è un ultimo messaggio che vorrei leggere perché siamo proprio a chiusura di questa giornata. Allora, ci sono saluti da parte di Mauro Todaro. Chiara Seidita dice: la gentilezza del signor Nino Bebba è quella bellezza che voi di Io Compro Siciliano avete messo a sistema nella rete che state portando avanti. Complimenti alle nostre identità siciliane, quindi ancora un grandissimo complimento per lei, Nino. C'è ancora Ida che dice: ogni vostra diretta mi commuove, ma non tanto quanto oggi. Grazie di aver detto, di aver dato la possibilità al signor Bebba di raccontare la nostra terra, una vera bella persona, quindi complimenti anche da parte della nostra amica Ida. Siamo proprio arrivati a chiusura, Nino. Noi vogliamo invitare tutti gli amici di Io Compro Siciliano a visitare questo ecomuseo del grano. Vi ricordo siamo a San Filippo Superiore. Come sentite le campane ci stanno un po' chiamando per ricordare che la nostra mezz'ora insieme è terminata. Noi vi ricordiamo che questa giornata abbiamo trasmesso questo nostro live direttamente dall'Atelier d'autore, questo meraviglioso luogo proprio sulla piazza di Piazza Armerina, perché ci saranno delle sorprese, seguiteci in questi giorni. Noi volevamo dire grazie Nino, grazie per quello che lei fa, grazie per il valore che dà e ha dato alla sua terra, al suo territorio. Noi siamo veramente molto felici di averla avuta ospite con noi. Grazie a Nino Bebba. Grazie a voi per l'opportunità che ci avete dato per fare conoscere il nostro progetto e per avere contribuito a far sì che molti nostri giovani rimangano qui e che non partano. Nino, noi dobbiamo chiudere nel nostro consueto modo. Gentilmente potrebbe venire avanti? Venga un po' più avanti. Ok, adesso. Ancora un po', venga ancora. Ok, adesso dovrebbe ripetere con me. Io compro siciliano, sicuramente. Ci piace! Grazie per il suo contributo ad Maiora e viva noi! Grazie. Arrivederci, ci vediamo domani alle 12. Io Compro Siciliano Live. Ciao!